Missione fallita per il riunito Villacidro, che torna nel mediocampidano dalla trasferta di Nulvi con un solo punto in tasca. All'Antonello Canu il Monte Alma ha imposto l'1-1 ai ragazzi di Giampaolo Grudina, che per effetto della vittoria dell'Olmedo sul campo della Gialeto scivolano ora al terzo posto in classifica, staccati di 2 punti dalla posizione che vale la promozione diretta. Esordio ufficiale tra le mura amiche per Gianni Manunta, chiamato o meglio richiamato dal presidente Solinas per cercare di salvare una stagione fin qui assolutamente deludente. Partenza sprint per il Monte Alma, che al 6° minuto passa in vantaggio con Pinna, bravo a sfuggire all'attenzione dei 2 centrali Damiano e Palmas e a insaccare da pochi passi con un destro che si infila all'incrocio dei pali. Un gesto apprezzabile anche dal replay. Il riunito Villacidro, che aveva comunque iniziato la partita con l'intraprendenza tipica delle squadre di alta classifica, risponde subito con il numero 10 Mingoia, che si libera di Bezzu con un gioco di gambe, ma sul cui centro Iba e Deida arrivano con troppo ritardo alla deviazione sotto porta. Il Monte Alma controlla bene e riesce ad essere pericoloso con Longhitano, che raccoglie un cross di Piga e al volo indirizza il pallone a mezza altezza. Una conclusione che esalta i riflessi di Mennella. I ragazzi di Manunta vanno ancora vicino al raddoppio con Tonio Sanna, che, servito da Longhitano, smorza la conclusione dell'area piccola, perdendo una clamorosa occasione da gol. Al 26° minuto il riunito Villacidro pareggia. Congia riceve palla da Reso in posizione centrale e da 30 metri fulmina Conti con un sinistro potente e preciso. Anche troppo, perché, come si vede dal replay, la conclusione è centrale ed è evidente in questo caso l'errore di posizionamento dell'estremo difensore di casa. Il Monte Alma reagisce subito alla rete subita e prova a entrare in area di rigore con Fraseggi rasoterra. Pilia serve Giovanni Sanna che apre sulla destra per Longhitano, sul cui cross non ci sono maglie rossoblù a concludere l'azione. Sul finire del primo tempo fiammata del riunito Villacidro, Deida punta Chelo dalla destra e mette al centro un pallone invitante che Iba non riesce a deviare in rete. Ripresa priva di gol ma agonisticamente molto valida. Vampo Giovanni Sanna viene atterrato al limite dell'area ma l'arbitro lascia correre. Mingoia, ben controllato per tutta la gara, cerca la conclusione dal limite ma la palla finisce sopra la traversa. Il Monte Alma ci prova sempre e da un cross di Pinna nasce una grande opportunità per Longhitano che manda all'atto. Tuttavia l'azione è stata fermata dal direttore di gara che ha ravvisato un fallo ai danni del portiere. Poco dopo è Pilia a far gridare al gol con un destro angolato che si spegne sull'esterno della rete. Le ultime occasioni della parità sono tutte di marca ospite. Prima è Gallo a salvare di testa su un cross di Porcu, con Iba appostato sul secondo palo. Poi, dopo un'azione in stile rugbyistico in area nulvese, è Deida a tentare la conclusione di sinistro, che trova Conti pronto all'uscita a terra. Infine è ancora il numero 4 Porcu, sicuramente il migliore dei suoi, a cercare l'angolino alla sinistra di Conti, con la palla che si perde in maniera beffarda a pochi centimetri dalla porta.